Amiche e amici, buonasera e benvenuti alla 12ª puntata di Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 Triveneta interamente dedicata al volley. Questa sera davvero una puntata speciale perché abbiamo con noi una rappresentanza di tifosi vecchi e nuovi del Pallavolo Padova, ma anche del Petrarca, anche del Semprevolley. Quindi una puntata interamente dedicata a loro, interamente dedicata alla Fitto Performance prima in classifica. Parleremo con loro, loro avranno la possibilità di parlare con alcuni ospiti che vado subito a presentare, che rappresentano ancora una volta davvero un parterre de roi. Comincio con il presidente della Fitto Performance Pallavolo Padova, Fabio Cremonese. Buonasera. Grazie Fabio, accanto a lui il coach Paolo Montagnani. Buonasera. E finalmente ce l'abbiamo qui, è uno dei migliori marcatori del campionato, è uno che anche a muro si fa davvero sentire molto. Abbiamo l'opposto della Fitto Performance, Nikolaj Uchikov. Buonasera. E poi abbiamo il piacere di avere una persona particolare questa sera. Pensate, parliamo sempre della società Pallavolo Padova, di 51 soci, di questo numero che aumenta di domenica in domenica, di settimana in settimana. È talmente aumentato che c'è stato bisogno di nominare un coordinatore dei soci. E uno dei primi soci è Alberto Scapin. Buonasera. Grazie Alberto. Tutti attorno, non ve li presento uno a uno, li avete già intravisti, ci sono davvero i tifosi che andremo a conoscere chiaramente nell'arco di questa puntata davvero speciale. Parleremo anche un po' di passato, di vecchi tempi della pallavolo padovana, ma parleremo soprattutto di presente perché è questo che serve. C'è una squadra prima in classifica che va sostenuta e cercata e trascinata fin dove si può chiaramente. Ma come sempre partiamo con i risultati del campionato di A1 dove ne sono successe davvero di tutti i colori. Prego la grafica. Eccolo qua, di tutti i colori significa che Treviso ha vinto 3-2 a Cuneo, significa che Verona ha battuto 3-1 Castellana, il successo di Trento per 3-1 a Monza, successo di Macerata per 3-1 a San Giustino, un tie break particolare, scopriremo perché, tra Modena e Piacenza con la vittoria dei gialloblu per 3-2, successo al quinto set di Forlì su Roma e successo esterno di Latina per 3-1 a Vibo Valencia, per una classifica che vede in testa saldamente Trento a quota 47 punti, 10 in più di Cuneo a 37, poi Macerata a 36, Treviso a 31, Modena e Monza a 25, Verona a 23, assieme a Roma, Vibo Valencia 22, San Giustino 20, Piacenza e Latina 18, Castellana a 6, chiude Forlì a 5 punti. Vi dicevo una giornata molto particolare perché il successo di Treviso a Cuneo è stato davvero importante a termine di una splendida gara, un grandissimo Fei che tra l'altro ho scoperto essere il miglior muratore del campionato di A1, questo mi ha sicuramente sorpreso, ma anche una giornata particolare perché a Modena è successo qualcosa di davvero unico nel genere della pallavolo. È successa una cosa che praticamente non è mai capitata in passato. È successo che a causa di una infiltrazione dell'acqua nel palasport le due squadre praticamente non hanno mai cambiato di campo. Ad arbitrare, quindi a gestire questa delicatissima situazione, c'era, guarda caso, un nostro amico. Il nostro amico si chiama Andrea Puecker, è l'arbitro padovano di Serie A, è stato ospite nei nostri studi in una delle prime puntate di Mani e Fuori. Ce l'abbiamo in linea e ci racconterà lui stesso cosa è successo. Pronto Andrea? Sì, ciao Massimo. Ciao, buonasera e benvenuto alla nostra trasmissione. Ho anticipato quello che è successo e quello che ti è capitato, ma volevo che ce lo raccontassi brevemente tu perché è qualcosa davvero di unico e di originale. Sì, credo che nella storia della pallavolo un episodio così non ci sia memoria, insomma. Praticamente noi quando siamo arrivati sul campo a Modena domenica, appena siamo arrivati il dirigente della squadra di casa ci ha avvisato che c'erano delle infiltrazioni sul campo, infiltrazioni dal tetto, delle gocce d'acqua che cadevano in campo e che rendevano praticamente non praticabile il campo. Noi insomma alla prima verifica ci siamo accorti che oggettivamente fa conto che più o meno siamo arrivati sulle 4:30, l'acqua che entrava all'inizio quando siamo arrivati era molto abbondante. Dopodiché insomma la prima cosa che abbiamo fatto è stata avvisare gli organi competenti a Roma, perché ovviamente trattandosi di una gara di Serie A dovevamo obbligatoriamente comunque avvisare anche i vertici federali.
anche perché comunque il primo feedback di entrambe le squadre era quello che ovviamente per salvaguardare l'incolumità dei giocatori che non volevano giocare, insomma non volevano, giustamente, insomma non si voleva dare inizio alla partita. Dopodiché è successo che comunque la quantità d'acqua è diminuita notevolmente e da una goccia ogni secondo si è passati a una goccia ogni 10 secondi. Stimato che il tempo medio di un'azione di gioco è di 8 secondi, insomma si è riusciti comunque a rientrare nell'ordine insomma siamo entrati un po' nella normalità, e considerato che comunque la goccia era, fa conto, 1 metro all'esterno del campo, abbiamo messo un ragazzino lì nei pressi che praticamente per tutta la partita ad ogni scambio entrava e con l'asciugamano asciugava la goccia per terra. Però Andrea, scusami, c'era una delle due squadre che non voleva giocare e una che voleva giocare, se non sbaglio. Sì, inizialmente Piacenza si è rifiutata di giocare perché comunque oggettivamente, andando un po' a cabillare il regolamento, l'acqua sul campo ovviamente lo rende impraticabile. Questa situazione poi comunque nel corso del tempo è un po' rientrata e quindi diciamo che insomma si è scelto di giocare. E quindi praticamente Modena si è proposta, è stato un momento in cui insomma si era lì che si stava verificando la praticabilità del terreno e i primi tentativi, perché poi anche qualche dirigente di Modena è salito sul tetto, e poi domenica nevicava, insomma c'era parecchia quella la neve sul causa. tetto. Ma quindi Andrea, alla fine cosa è stato deciso? Alla fine in pratica il campo insomma, il campo l'abbiamo omologato anche insomma, in virtù del fatto che le gocce sono diminuite notevolmente, e Modena insegna un po' di ospitalità e comunque anche Piacenza, per garantire e tutelare anche la squadra ospite, si è proposta di giocare tutta la partita dalla parte del campo dove cadeva la goccia d'acqua. E quindi per la prima volta non c'è stato il cambio di campo fondamentalmente? Sì, ma credo che almeno poi abbiamo fatto una serie insomma, siamo un po' informati, non risulta a nessuno che da nessuna parte del pianeta sia mai giocata una partita così senza invertire i campi. Alla fine ha vinto comunque la squadra Modena, che ospitava e che tutto sommato voleva giocare e che ha giocato, passami il termine, nel campo bagnato. Sì, no, nel campo bagnato no. Umido. Ha giocato dalla parte, sì, no, anche perché non avremmo mai comunque dato inizio alla partita certo. In un campo bagnato. Assolutamente. Insomma, sì, insomma, il nostro pensiero principe era ovviamente la tutela dei giocatori. Quando poi, ripeto, l'acqua ha smesso quasi di gocciolare, noi Modena inizialmente si è proposta di giocare dal lato del campo bagnato, chiamiamolo così. Io non ho fatto altro che raccogliere la proposta, passarla ai vertici federali che nell'arco di 10 minuti hanno autorizzato il gioco. Sì, abbiamo fatto firmare entrambi i capitani insomma, per esonerare la FIPA da eventuali ricorsi certo. per aver in qualche modo aggirato le regole federali e basta, insomma abbiamo iniziato. Chiaro che se nel corso della partita fosse peggiorata la situazione, certo. Sì, avremmo comunque da Roma si erano raccomandati nel caso in cui fosse aumentata la quantità d'acqua di sospendere immediatamente la partita. Bene. E invece è andata bene così, si è giocata regolarmente, è stata tra l'altro una bella partita, ha vinto come dicevo Modena per 3-2 su Piacenza e Andrea Puecher è stato protagonista, quindi grazie Andrea per questo contributo, per questo intervento. La prossima partita dove sei ad arbitrare? Te l'hanno già detta? Vado in casa alla Sisley. In casa alla Sisley, bene. Sì. Bene, allora hai una partita abbastanza vicino. Grazie ad Andrea Puecher, in bocca al lupo per le prossime partite. Alla prossima, grazie. Ciao, grazie. Grazie Andrea. Paolo, succede di tutto? Questa è strana, molto. Non ti era mai capitata? No, effettivamente no, è strana. Secondo me è una soluzione che ci può stare. Brava Modena che ha trovato tutto sommato la soluzione e che ha accettato, secondo me, un piccolo ma comunque esistente rischio. Ascoltami, parliamo velocemente anche di questo successo della Sisley a Cuneo e attacco a questo commento il successo invece di Cuneo per 3-0 in Champions con il Belgorod, altra partitona. Sì, Cuneo diciamo, gestisce le proprie forze prima degli impegni di Champions League, che è un obiettivo importantissimo per loro. È chiaro che in campionato qualcosa lascia, Sisley brava ad approfittarne chiaramente, è una squadra che comunque Sisley ora sta giocando un'ottima pallavolo, mentre invece la partita di ieri secondo me non
Non lo so cosa può succedere nel ritorno, perché Belgorod comunque è un campo un po' particolare, però ieri non c'è paragone fra le due squadre, fra le due organizzazioni. Cuneo è una squadra che gioca pallavolo di altissimo livello. Secondo me, io ho visto tanta carne in campo dalla parte russa, perché ci sono tanti centimetri, degli animali veramente in campo, ma scarsamente organizzati e onestamente disabituati a giocare a altissimo livello. Poi può succedere di tutto nella anche partita. Perché, lo vogliamo ricordare, c'è questo regolamento particolare quest'anno. Non conta quanto si vince, come si vince, ma conta il numero di vittorie. Quindi Cuneo ha vinto in casa, per passare il turno deve o vincere prima, diciamo, in una partita regolare a Belgorod, o nel caso che perda in una partita regolare a Belgorod, subito dopo la fine della partita c'è il golden set o il set di spareggio, quindi in un set si decide il passaggio al turno. Una formula davvero terribile, specialmente per chi deve giocare Io tra l'altro il primo anno che è stata introdotta questa formula è stata introdotta nella Coppa Italia di Serie A2. Io sono passato in una settimana, sono passato dal perdere 3-2 alla settimana dopo, a perdere 3-0, la settimana dopo a vincere 3-0, fare il quarto e vincere anche il quarto, quindi passare. Non mi era mai capitato di vincere 4-0. Una formula un po' particolare, sicuramente sarà comunque sì, una trasferta particolare per Cuneo. È particolare perché Belgorod è una situazione logistica, ambientale particolare. Secondo me quella è una squadra che potenzialmente ha le armi per battere Cuneo, però dovrebbe giocare un'ottima partita, insomma. A proposito di coppe, vogliamo ricordare anche il doppio successo di Sisley Treviso, che ha battuto per 3-2 l'Aragosset in CEV, e il successo di Macerata per 3-2 con la formazione del Surgut. Anche qui vale lo stesso ragionamento, bisogna vincere la seconda partita, sì. Quindi non si scappa. Secondo me Macerata laggiù ha vinto un'ottima partita senza Omrchen, con comunque Conte e Martino non al meglio della condizione. Ha giocato mio amico Lampariello. Tuo amico Lampariello? Sì, Lampariello, perché è un libero, ma ha giocato in posto 4, ha cambiato la partita. A proposito dei tuoi amici allenatori, è successo un po' di tutto oggi. Daniel Castellani, che ha firmato per allenare la nazionale finlandese, e Fefe De Giorgi, che invece allenerà la nazionale polacca. O Anastasi. Andrea Anastasi, ho sbagliato io, assolutamente. No, perché sai, mi tengo aggiornato. Presidente, tranquillo. Errore. No, beh, ottimo per andare a allenare la Polonia. Polonia ha 3 risultati, diciamo, possibili: il primo posto, il secondo posto, il terzo già scricchiola, quindi è una panchina importante, una panchina di una squadra che ha un potenziale anche lì incredibile, quindi invece Castellani, che si è preso 2 panchine contemporaneamente. Vogliamo dirla questa? Castellani allenerà il Fenerbahce in Turchia e farà l'allenatore part-time alla Finlandia, anche quella avrà un passaporto particolare, un 1000 miglia con gli aerei. Tra l'altro Castellani mi sembra abbia il doppio passaporto, argentino, italiano, allena in Turchia e va a allenare l'estate alla Finlandia. Un bel disastro. Classico. In effetti non è male. Nicolai, cosa pensi di queste coppe europee? C'è Trento che organizza la finale, il tuo cartellino è di proprietà di Trento, quindi sei legato a questa società. Sì, giusto. Cosa pensi? Pensi che tutti questi partiti sono giocati a un livello molto, molto alto, con giocatori che che è possibile giocato tutto? Secondo me è un ottimo livello questo. Ti piacerebbe giocare in Champions un giorno? Sì. Molto? Sì. Per tutti i giocatori. È un po' il sogno. Sì, vedremo, devi parlare con il Presidente, perché nei prossimi mesi, nei prossimi anni, chi lo sa, si potrebbe pensare, no? Di giocare in Champions a Padova. Cosa dici? Sì, dipende su tutti, dipende su noi come squadra, dipende sull'organizzazione. In effetti sarà un bel impegno quello che porterà comunque Padova a questo grande testa a testa che ci sarà con Ravenna. Ne parleremo chiaramente nella seconda parte, ma subito una pillola prima di chiudere questa prima parte a Fabio Cremonese, il presidente della Fito Performance, gliela voglio chiedere. 3 punti di vantaggio, adesso si muove un po' la classifica, ma il cammino è lunghissimo.
cammino è molto lungo, abbiamo ancora 12 partite, mi sembra ancora da fare, 11, e quindi può succedere di tutto. È chiaro che noi speriamo che succeda quello che vogliamo che succeda. Stiamo facendo bene, speriamo che ci sia la continuità, che è la cosa più importante in questo momento, e che non ci facciamo prendere da troppe emozioni che in questo momento abbiamo. Invece sì, no, è chiaro che ci sono. Emozioni o pressioni? Cioè... No, pressioni, nessuna pressione, emozioni tante, insomma, stiamo vivendo bellissime emozioni. Domenica a Genova abbiamo giocato una bella partita, è stata una partita stupenda anche a livello di sportività. Ringrazio la dirigenza del Genova che si sono comportati, devo dire, benissimo, perché alla fine siamo stati applauditi noi da tutti i tifosi del Genova, oltre che la loro squadra che ha giocato bene. È stata una bella partita che ha fatto divertire tutti. E non capita spesso questo di uscire tra gli applausi del pubblico. Adesso parleremo, qui abbiamo i tifosi, parleremo anche di gemellaggi, di come ci si muove nel mondo della pallavolo. Ok, per ora ci fermiamo qui, quindi prima parte dedicata, abbiamo parlato di A1, abbiamo parlato di Champions, nella seconda parte spazio alla Fito Performance, parleremo con i tifosi e assieme ai tifosi. A tra poco!